Ultimi dati Auditel nel mese di luglio ed è un nuovo record quello raggiunto dalla nostra emittente per ascolti. Antenna 3 è la prima televisione regionale d'Italia. Noto ristoratore di Cimadolmo trovato senza vita in una vasca della Concimaia accanto all'agriturismo. L'80enne Maurizio Bassetto era morto da almeno 2 giorni, ferita al torace, nessuna pista esclusa. Il racconto di un amico e cliente storico mi aveva detto: prima o poi mi troveranno morto qui. Il sindaco non andava d'accordo con i parenti, morte strana, giusto approfondire. Continua il periodo nero dei pullman a Meolo dopo un tamponamento tra furgoni. Un mezzo di TVO si schianta contro un'altra vettura sulla Treviso Mare. Poche ore prima Mestre, copione analogo. Attimi di follia in una osteria a Vittorio Veneto. Una donna prende a morsi titolare e clienti. Il 20 luglio scorso era stata protagonista di un altro episodio grave, ripresi in un video in giovanissimi vandali notturni che hanno colpito il villaggio Stella Maris della diocesi di Treviso a Bibione, distrutti sedie e arredi del chiosco sulla spiaggia. Raffica di furti nelle case a Castello di Godego. I carabinieri arrestano un ladro seriale e i militari dell'Arma hanno anche individuato l'autore del furto di 1.500 euro a un'anziana di Ponzano. Sono stati più di 900 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nella provincia di Treviso per le violente grandinate che hanno colpito l'area pedemontana dal 25 luglio. Il corpo di San Pio X tornerà a Venezia il prossimo ottobre in occasione dei 120 anni dall'elezione al soglio di San Pietro. Il pellegrinaggio dell'urna si terrà dal 17 al 22 ottobre 2023 con il Corpo del Santo che toccherà più luoghi del patriarcato. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Prima però una notizia che ci riguarda da vicino, perché gli ultimi dati Auditel del mese di luglio certificano un nuovo record per Antenna 3, la prima TV regionale d'Italia. Prima televisione regionale d'Italia per ascolti medi certificati Auditel. È un nuovo record quello di Antenna 3 che si conferma leader dell'emittenza televisiva locale anche a livello nazionale con il traguardo raggiunto nel mese di luglio. La televisione regionale più vista tra le reti locali di tutto il paese, battendo corazzate storiche di altre regioni ben più popolose del Veneto. Antenna 3 è prima con un ascolto medio di oltre 8.700 telespettatori e 438.000 contatti giornalieri contro i 7.900 circa registrati in Puglia da Telenorma con i suoi 386.856 contatti. Supera Videoline, emittente sarda, che registra un ascolto medio di 8.495 telespettatori e quasi 360.000 contatti, davanti anche alla Campana Canale 21 con un ascolto medio di 6.963 telespettatori e 378.000 contatti, e la Meneghina Tele Lombardia che si ferma ad un ascolto medio di 6.259 spettatori e 399.000 contatti. Un mese intenso quello di luglio sul fronte delle notizie e che conferma il gradimento record per Antenna 3, già leader indiscussa a Nord-Est. L'emittente che ha infranto ogni record non ferma mai la propria opera di informazione autorevole, puntuale e apprezzata dal grande pubblico ogni giorno con i telegiornali e gli approfondimenti a firma delle redazioni del Network Media Nord-Est. Un nuovo record che dobbiamo ancora una volta a voi, a chi sceglie quotidianamente di mantenere l'indissolubile legame con Antenna 3 e fare luce su problemi, opportunità, eccellenze e la voce dei cittadini di un territorio che tiene al proprio sviluppo. Ne è parte anche il successo di Antenna 3, ora anche prima televisione regionale d'Italia. Grazie. Giallo sulle grave del Piave a Cimadolmo. Nella concimaia del suo agriturismo è stato rinvenuto senza vita il noto ristoratore Maurizio Bassetto, titolare dell'omonimo ristorante. Si tratterebbe di un gesto estremo, ma le circostanze sono davvero anomale e impongono che venga eseguita l'autopsia. La cronaca di Lina Paronetto. Mi diceva sempre sta battuta, prima o poi mi troveranno morto.
non è che ti lascia un po' così dei dubbi, però era proprio per la solitudine. Ed è successo davvero. Il ristoratore Maurizio Bassetto, 80 anni, titolare del ristorante Da Maurizio sulle Grave del Piave a Cimadolmo, è stato ritrovato senza vita dalla nipote nella concimaia a poche decine di metri dal locale. In già avanzato stato di decomposizione, la morte risalirebbe ad almeno 2 giorni fa. Erano le 6:30 quando è scattato l'allarme. Sul posto si sono portati SUEM 118 e carabinieri della compagnia di Conegliano, che hanno a loro volta fatto intervenire i vigili del fuoco con un mezzo del nucleo NBCR e il medico legale per una prima ricognizione del cadavere. È stato recuperato. Io non posso dire, lascio i carabinieri. Grazie. Il recupero è avvenuto con tutte le cautele del caso, senza escludere alcune ipotesi. La concimaia è profonda oltre 2 metri. Quando il corpo seminudo è stato riportato in superficie, addosso 2 lame, un coltello e un rasoio, quelle che lui avrebbe usato per infergersi delle profonde ferite a torace e addome. L'ipotesi più accreditata dagli inquirenti è dunque quella del gesto estremo. Abitazione e ristorante sono stati posti sotto sequestro. Erano in ordine, biglietti d'addio non ne sono stati trovati, eppure chi lo conosceva bene lo racconta come un guerriero, solitario, certo, ma pur sempre un combattente con idee spesso controcorrente e molta determinazione nel portarle avanti. Diciamo che stava passando anche un momento tranquillo, discreto, insomma, ecco. Quando l'aveva visto l'ultima volta? Guardi, circa 20 giorni fa, più o meno, un mese. Sono passato un pomeriggio, non chiamo neanche perché so che di solito il telefono non lo vede. E con un colpo di clacson è uscito, abbiamo bevuto qualcosa, abbiamo parlato un po' del momento, così, insomma, che era un po' duretto per riprendere, però diciamo lui era uno che viveva un po' anche così, nella sua ruralità, nel suo essere un po' solitario, però sempre ben conosciuto, diciamo. In quell'occasione Zuccolotto, amico e cliente da sempre, era rimasto d'accordo per una cena a base di pavone da organizzare per settembre. Ma l'aveva trovato in buono stato di salute? Lo aveva trovato depresso in qualche modo? No, diciamo, ho sentito che è un'amica che lavora al supermercato di Mareno, le solite battute quando va a prendere i materiali, e l'ha visto, insomma, contento, insomma. Ma il quadro che emerge dopo le lunghe ore di rilievi dei carabinieri è quello di un uomo solo che avrebbe deciso di andarsene. Sarà tuttavia l'autopsia sul corpo a dire l'ultima parola sulla morte del noto ristoratore. Un'attività che portava avanti tra alti e bassi la sua Maurizio Bassetto. Famoso è rimasto il caso del prefetto cacciato da una cena perché aveva portato con sé il cane. Il sindaco Giovanni Ministeri parla di un uomo dal carattere particolare. Intanto sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio. Era una persona che conosco da tanto tempo. In realtà come personaggio era buono, era a livello lavorativo affabile, ma a livello caratteriale un pochettino particolare. Il sindaco di Cimadolmo, Giovanni Ministeri, ricorda con queste parole il ristoratore Maurizio Bassetto, ritrovato senza vita nella concimaia del suo agriturismo sul Piave, separato, senza figli, una vita solitaria. Non è che era un tipo che frequentava tanto il paese, lui lo vedevi qualche volta che andava al supermercato a comprare qualcosa all'ufficio postale. Sapevo che era sempre lì sulle Grave, dove c'è il ristorante Le Grave, era il suo mondo, era la sua vita, tra alti e bassi, gestiva ancora attualmente quel locale lì. Gli alti e bassi, come li definisce il sindaco, erano stati tanti. Le dispute con i parenti, la violenta rapina subita da parte di 3 malviventi nel giugno 2012 che l'avevano aggredito e picchiato mentre a tarda sera chiudeva il ristorante per portargli via i 300 euro di incasso. E poi nel 2015 il litigio con l'allora prefetto Maria Augusta Marrosu e il marito, che a un evento dedicato all'asparago si erano presentati a cena con la loro cagnolina, venendo messi alla porta. Così aveva spiegato lo stesso Bassetto ai nostri microfoni. Parlavano dicendo: non sapete chi sono, voi non sapete chi sono. Sto qua il comandante dei carabinieri, il colonnello, quello che era, che mi dà l'autorizzazione, quindi io sto qua. E la sua arroganza mi ha veramente scocciato. Tutto si può fare, ma ci sono modi e modi. No, chi sono io? Tu non sai chi sono io. Che mi denuncia. E io ho detto: denunciatemi, sono qua. Venite qua a farmi la denuncia quando volete. Per il sindaco Ministeri le circostanze della sua morte vanno approfondite. Stanno facendo dei rilevamenti, stanno cercando di capire qual è i fatti che sono successi, ma secondo me solo dopo l'autopsia si svelerà cosa ha causato il decesso e quali sono le motivazioni. Ti tocca sempre, però è meglio accertarsi, è meglio andare avanti, approfondire un pochettino, perché come morte mi sembra un pochettino strano. Il primo cittadino si riserva di contattare solo nei prossimi giorni i familiari. Non è che c'era anche un buon rapporto tra familiari, tra il fatto dell'azienda, tra il fatto dell'attività,
erano un pochettino ai ferri corti. Successivamente, quando si saranno un pochettino, si avrà un po' di chiarezza, mi recherò da loro anche per la condoglianza, anche per sentire il loro parere. Vi do una notizia diffusa proprio in questi secondi. È stato un pomeriggio di mobilitazione a Istrana per il 51esimo stormo dell'aeronautica. A Istrana è stato disposto infatti il decollo immediato di due caccia F-2000 Eurofighter in servizio di allarme per la difesa dello spazio aereo nazionale. Hanno compiuto un intervento su ordine di decollo immediato, in gergo militare, lo scramble, per intercettare e verificare un velivolo civile che aveva perso il contatto radio con gli enti del traffico aereo. Il velivolo era un Airbus 320 spagnolo decollato da Palma de Mallorca. L'allarme è poi rientrato e la missione è stata trasformata in addestramento. Così dunque nel pomeriggio a Istrana con l'aeronautica militare che dice il servizio sui cieli italiani è garantito. Continueremo a sorvegliare senza soluzione di continuità lo spazio aereo nazionale, così dunque a Istrana. Ed è stata una giornata nera sul fronte degli incidenti stradali, coinvolti ancora una volta dei pullman, prima sul Terraglio, poi sulla Treviso Mare. Era partito da Treviso direzione San Donà di Piave con 7 passeggeri a bordo il bus di linea della TVO che nel primo pomeriggio sulla Treviso Mare all'altezza di Meolo si è scontrato con una Skoda che procedeva nella direzione opposta, un frontale come conseguenza del disperato tentativo da parte del conducente del pullman di evitare 2 furgoncini che si erano appena tamponati. L'effetto domino poteva quindi trasformarsi nell'ennesima strage. Solo la prontezza di riflessi dell'autista e la bassa velocità di entrambi i mezzi, circa 40 km orari, hanno evitato il peggio. Immediato l'intervento della macchina di soccorsi con SUEM, vigili del fuoco e Polstrada. Alcuni feriti sono stati medicati sul posto, 2 passeggeri in particolare saranno sottoposti a ulteriori accertamenti. In pronto soccorso anche l'automobilista della Skoda, comunque non grave. Poche ore prima a Mestre, sul Terraglio, vicino a Villa Salus, copione del tutto simile con un pullman, stavolta della CTV, che si è scontrato con il furgone di una ditta edile, terminando la sua corsa nel vicino fossato. L'incidente poco prima delle 11, paura tra i passeggeri, a finire in pronto soccorso in condizioni non gravi l'autista del bus. Impiegate tutte le forze dell'ordine con i rilievi affidati alla locale, tanti i residenti attoniti. Siamo passati, abbiamo visto e siamo fermi qua senza sapere. È una dinamica abbastanza impressionante. Certo. Comunque no, siamo arrivati, non capiamo ancora come che è successo questo fatto qua. L'impatto penso che è stato abbastanza violento e comunque penso che i passeggeri sono rimasti all'interno chiusi, quindi non sono usciti dall'impatto, quindi fortunatamente sono salvi. 2 incidenti che arrivano al termine di una settimana nera per i bus di linea. Lunedì sera il mezzo MOM piombato in un giardino sulla Noalese a Quinto di Treviso. Mercoledì pomeriggio il pullman a TVO finito capovolto a San Biagio di Callalta. In poco più di 5 giorni la cronaca di 4 tragedie sfiorate. Sempre per la cronaca, i carabinieri di Treviso hanno denunciato per resistenza pubblico ufficiale guida in stato di ebbrezza una 49enne di origini slave. L'uomo verso mezzanotte non si è fermato al posto di controllo dei carabinieri in piazza Duca d'Aosta, Mogliano Veneto. Fuggito alla guida di un'auto di grossa cilindrata, è stato fermato poco dopo dai militari dell'Arma presenti lungo il Terraglio, ma già nel territorio di Preganziolo. Lo straniero è risultato positivo all'alcol test con tasso superiore a 2,3 grammi per litro, 5 volte il livello consentito. Fortunatamente nell'inseguimento nessun altro automobilista è rimasto coinvolto o ferito. Così dunque sul Terraglio, e sul Terraglio fra poco ritorneremo. Intanto andiamo a Vittorio Veneto, dove ieri si sono vissuti attimi di autentica follia. Una giovane donna straniera è andata in escandescenza all'interno di una osteria e ha iniziato a molestare e mordere anche i clienti, compresa la titolare. Si tratta di una giovane già nota.
Ieri è arrivata questa ragazza a mangiare una grigliata di pesce e ha bevuto un frizzantino, abbiamo bevuto qualcosa, 2 amari in compagnia e poi è schizzata di matto. Praticamente prendeva sgabelli e sedili, li lanciava, voleva lanciarli anche addosso alla vetrina, si è messa per terra a urlare, a sputare addosso a me e morsicava anche altri clienti. Quindi morsi addirittura. Sì, morsi, si aggrappava ai gomiti di alcuni miei clienti, ha morso una gamba di un'altra mia cliente e tirava proprio di matto. Porta ancora i segni dell'aggressione sul braccio Giulia Piccin, titolare dell'osteria Pontavai di Vittorio Veneto, dove all'ora di pranzo si sono vissuti attimi di autentica follia quando una giovane donna di origini africane è andata in escandescenza. Una furia, racconta chi era presente. Sono entrato, ho trovato sta ragazza, ha cominciato a palpeggiare e poi mi ha morso sulla spalla, prima ha morso me, poi mia figlia, poi la titolare. Dopo un certo punto è scattato l'inferno, è cominciato a fare dei casini, ha cominciato a mossegare le persone, continuava a scampare, barcolando per la strada, fino a un certo punto che sono riuscito a fermarla e a quel punto lì è arrivata l'ambulanza. L'ha caricata su e l'ha portata via, insomma. Ma non si tratta di un episodio isolato. La stessa donna, infatti, il 20 di luglio era stata segnalata poco distante nel campo di atletica e nel vicino chiosco del Bianconiglio. A parlare sono marito e moglie, titolari dell'attività. È entrata negli spogliatoi che c'era una ragazzina che stava facendo una doccia e dicendo parole, era la bambina sotto shock, perché me l'ha raccontato la mamma, perché io questo non lo sapevo. Subito dopo questa signora entra qui da noi in evidente stato di ebbrezza e ha cominciato a chiedere da bere e noi abbiamo rifiutato e lei ha cominciato ad andare in escandescenza e così è cominciata quest'ora e mezza problematica quindi io e mia moglie veramente abbiamo passato mezz'ora, un'ora e mezza complicata. Ora si chiedono interventi precisi prima che succeda qualcosa di più grave. È più sicurezza sicuramente più sicurezza anche da parte della forza dell'ordine che possono intervenire subito quando succedono queste cose. Sono fatti gravi perché noi non sappiamo come gestire, non siamo tutelati in niente e quindi se la tocchi, cioè è impossibile. È impossibile gestire una persona così, secondo me è molto pericolosa. Uno non può andare su un bar o in qualsiasi posto e trovarsi una che ti mette le mani attorno, che ti spinge. È una cosa veramente che fa schifo. Vandali notturni in azione alla casa per ferie della diocesi di Treviso a Bibione. Ecco la notte brava dei vandali che hanno danneggiato le strutture sulla spiaggia della Stella Maris, la casa per ferie della diocesi di Treviso a Bibione, in zona Pineda. Ripreso dalle telecamere di videosorveglianza si vede il gruppo di ragazzi e ragazze giovanissimi che festeggiano, come lo si intuisce quando entrano nel campo della telecamera le sedie rotte e lanciate sulla spiaggia a beneficio dei telefonini con flash che scattano a ripetizione. A scoprire il disastro la mattina seguente i volontari arrivati per sistemare ed aprire il chiosco. Hanno trovato una quindicina di sedie di plastica rotte, 4-5 tavoli, buttato giù una staccionata di plastica che serviva per dividere i reparti dei bagni. E hanno trovato tutto rotto, insomma, hanno tentato di buttare giù una porta con un calcio che ci sono riusciti. Danni per qualche migliaia di euro ancora in corso di quantificazione e c'è andata pure bene, commenta amareggiato il direttore. Se vanno gli ombrelloni, come è successo ancora, tagliano le teghe degli ombrelloni, rompono qualche ombrellone e là fanno prestito sui soldi perché costano. Vandalismi che fanno ancora più male se si pensa che la struttura è nata soprattutto per un turismo inclusivo rivolto a disabili, famiglie e anziani che qui possono trovare un alloggio privo di barriere architettoniche, ma anche una struttura che si occupa dell'inserimento lavorativo di persone con disabilità. La settimana scorsa vediamo l'associazione del Tonino Bello della diocesi sempre, erano 50 ragazzi disabili con 100 giovani che li accompagnavano. Hanno fatto una settimana, adesso abbiamo famiglie, una cooperativa sociale che viene qua. La struttura è stata pensata per la disabilità. Il raid vandalico dell'altra notte non è il primo e non ha interessato solo Stella Maris. Non hanno fatto solo da noi, lungo il viale c'erano tutti i bidoni del Mundici rovesciati in mezzo alla pista ciclabile,
purtroppo non è la prima volta che succede, né a noi, perché è successo anche l'anno scorso, ma neanche ai nostri vicini, a Bibbione Spiaggia o Bibbione Mare, che sono le due spiagge che confinano con noi. Anche loro subiscono questi vandalismi da parte di giovani di notte, che molto spesso, qualche volta li hanno trovati, spesso sono anche minorenni purtroppo. E c'è stata una raffica di furti nelle case di Castello di Godego. I carabinieri hanno arrestato un ladro seriale e i militari dell'Arma hanno anche individuato il presunto autore del furto di 1.500 euro, un'anziana che prelevava al bancomat a Ponzano. Era entrato nell'abitazione di un pensionato in via Papa Giovanni XXIII a Castello di Godego, approfittando di una finestra rimasta aperta, ed aveva rubato 250 euro in contanti. Poi aveva tentato un altro furto in una casa in via Pasubio, scassinando la porta d'ingresso. Un 28enne di origini albanesi, regolare in Italia, domiciliato nel Padovano, è stato arrestato in flagranza dai carabinieri del comando provinciale di Treviso, impegnati nei controlli notturni contro i furti in abitazione. Il giovane ha tentato di sfuggire alla cattura, ma dopo un lungo inseguimento a piedi per le vie del paese è stato preso ed arrestato in via Roma. La successiva perquisizione, estesa anche all'auto del 28enne, parcheggiata poco distante, ha permesso di individuare, oltre ad una parte del denaro rubato, un cacciavite, guanti, una torcia ed altra refurtiva, tra cui un orologio d'oro risultato rubato giovedì sera nell'abitazione di una pensionata in via Roma, sempre a Castello di Godego. L'arresto del 28enne è stato convalidato questa mattina e l'albanese è stato portato in carcere. E sempre i carabinieri hanno fermato un minorenne di origini rumene accusato di aver rubato 1.500 euro ad un'anziana che stava prelevando il denaro ad un bancomat di Ponzano sabato scorso. Dopo aver arraffato i soldi, il giovane era riuscito a fuggire. Dopo una settimana di indagini serrate, i carabinieri di Montebelluna e Treviso, in collaborazione con quelli di Cisterna di Latina, l'hanno individuato a bordo di un'auto segnalata come quella in uso all'autore del furto. Nella vettura c'erano anche i vestiti indossati dal ladro di Ponzano. Il ragazzo è stato fermato ed ora la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria. E contro i furti sul terraglio, su tutto l'asse del terraglio, si leva in volo anche un drone. Si alza in volo dal comando di via Ronzinella il drone chiamato a controllare il territorio in settimane calde per il traffico dei veicoli lungo l'asse del terraglio, ma soprattutto per i furti, complici le vacanze che portano i proprietari fuori casa. Alcuni agenti del Corpo Intercomunale di Polizia Locale sono stati preparati per l'utilizzo del dispositivo che nelle scorse ore ha anche individuato i responsabili di un rogo non autorizzato. C'era questo odore in una zona della città, non si riusciva a capire da dove arrivava, si è alzato in volo il drone, abbiamo individuato insomma, il rogo e anche insomma, chi lo stava effettuando, il responsabile. Ma il drone serve anche per rilievi di incidenti stradali o anche per prevenire per quanto riguarda i furti in abitazione. Recentemente infatti abbiamo effettuato dei controlli nella vicina frazione di Bonesiolo dove abbiamo capito che insomma, gli autori dei furti arrivavano dai campi. Speriamo non serva mai, però può essere utilizzato anche in casi di rilievi per quanto riguarda l'attività della protezione civile, ovviamente con i nostri operatori. Nuova tecnologia a supporto di un corpo che si rafforza con l'istituzione del terzo turno, almeno un giorno alla settimana, con l'intenzione di arrivare presto a 2. Era un obiettivo, l'abbiamo raggiunto dopo tanto lavoro, abbiamo fino anche a 5 agenti presenti la sera fino all'1, quindi 2 pattugli e un agente presente in comando, presso il comando. 21 le persone identificate nei primi controlli serali effettuati nelle zone suggerite dai cittadini, come la piazzetta delle Corti Benedettine e via 4 novembre. L'impegno sarà massimo anche per le prossime settimane. La polizia è a pieno regime anche in queste giornate di ferie e vicino al Ferragosto, quindi sì, possono contare sull'aiuto dei nostri agenti per il controllo del territorio. E sono stati più di 900 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nella provincia di Treviso per le violente grandinate che hanno colpito l'area pedemontana dal 25 luglio scorso. Particolarmente interessati i comuni a nord del capoluogo, tra cui Gaiarine, Orsago, Cordignano, Colle Umberto e Vittorio Veneto. Tra questi interventi 450 sono quelli effettuati dalle squadre del comando di Treviso, coadiuvate dai colleghi di Verona, Rovigo, Venezia e Belluno.
oltre alla protezione civile regionale con l'ausilio delle autoscale e delle piattaforme tridimensionali per la copertura provvisionale dei tetti delle abitazioni private dei cittadini. Nelle immagini che vedete il sorvolo dei droni del nucleo regionale del Veneto sopra il comune di Gaiarine, sulla chiesa di Santa Margherita a Refrontolo, e il lavoro delle squadre dei vigili del fuoco a Orsago e Cordignano, coordinate dal vice comandante dei vigili del fuoco di Treviso, l'ingegner Giuseppe Quinto. Queste dunque le immagini dei vigili del fuoco. Adesso per noi la pubblicità, qualche secondo, fra poco. Di nuovo in diretta per la pagina economica c'è una nuova fotografia della CGA di Mestre, famiglie sempre più indebitate e negozianti a rischio usura. Al 31 dicembre 2022 l'importo medio dell'indebitamento per nucleo familiare presente in Italia è salito a 22.710 euro, con il Veneto che ha superato l'indebitamento italiano di quasi 3.000 euro e pari a 24.911 euro. Complessivamente lo stock dei debiti bancari in capo a tutte le famiglie venete e italiano si è attestato sui livelli record, ovvero 52 miliardi e 550 milioni per la nostra regione rispetto ai complessivi 595,1 miliardi di euro per tutta Italia. Debito che per il Veneto è aumentato del 3,7% rispetto al 2021, ovvero lo 0,2% in più rispetto allo standard italiano. Così l'ufficio studi della CGA di Mestre, che a seguito di questi risultati paventa un altro rischio, la recrudescenza dell'usura. Sebbene lo stock dei debiti delle famiglie sia in aumento a causa dei rincari, dell'incremento del costo dei mutui, dell'impennata delle bollette, la situazione è critica, ma ancora sotto controllo. Va comunque monitorata attentamente, perché le banche prestano sempre meno soldi, soprattutto agli artigiani e piccoli negozianti, che a loro volta potrebbero essere tentati inconsapevolmente a ricorrere agli usurai, che in questi momenti di difficoltà sono i più disponibili ad aiutare, si fa per dire, chi è a corto di liquidità. Nonostante sia da tempo in calo il numero delle denunce per il reato di usura alle forze dell'ordine, non è da escludere infatti che l'incremento dei debiti di famiglie, negozianti e artigiani spinga più di qualcuno a rivolgersi agli usurai. Ed è stata una giornata di traffico intenso e code, quella di oggi, verso tutte le principali località di vacanza del Veneto. Questa mattina in A4, direzione Trieste, la coda ha raggiunto i 10 km tra Padova Est e l'area di servizio a Rino a causa di 3 incidenti, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone, che hanno però creato parecchi disagi alla circolazione già particolarmente congestionata. CAV ha calcolato punte di 5.000 veicoli l'ora, prevedendo che durante il lungo ponte di Ferragosto saranno circa 830.000 quelli che transiteranno lungo la rete in gestione. Nel pomeriggio la situazione più critica si è verificata nel tratto friulano della 4 con code in uscita a Re di Puglia e Trieste. E ovviamente sono giorni da tutto esaurito, nonostante anche l'inflazione galoppante, che però influisce sulla durata delle vacanze. Avevamo delle percentuali di occupazione una settimana fa che erano intorno al 75, rasentavano l'80% mediamente, sebbene come le ho detto è difficile fare una media. Nelle località balneari in questa settimana, se andiamo a fare anche una ricerca della disponibilità di camere a partire da questo sabato al sabato prossimo, le disponibilità cominciano a ridursi in maniera significativa. Alberghi, specie sulle spiagge, verso il tutto esaurito per la settimana clou dell'estate, a testimonianza di come, nonostante il caro prezzi, a qualche giorno di vacanza a Ferragosto non si rinuncia. Un periodo appannaggio soprattutto dei vacanzieri italiani, che comunque quest'anno vede anche un ritorno di tedeschi ed austriaci al mare ed americani nelle città d'arte. È pur vero, e questo va detto, che nella midweek, cioè se andiamo a fare una ricerca di camere nell'infrasettimana, qualche camera magari di una notte qua e là la si possa ancora trovare. Questo a significare che c'è stata una riduzione un po' della permanenza media del turista complessivamente rispetto
a quanto magari è avvenuto l'anno scorso o prima del Covid. Luci ed ombre di un'estate che qualche difficoltà in più rispetto al record che ci si aspettava di inizio stagione l'ha presentato. Il maltempo di maggio e luglio hanno influito, come pure i rincari dell'ultimo periodo. Io credo che gli operatori siano stati costretti ad adeguare, ovviamente, pur di mantenere i livelli qualitativi della propria offerta. Il costo della vacanza è innegabile. Io credo che gli operatori abbiano un atteggiamento responsabile e soprattutto se sono dei professionisti come sono, sanno perfettamente che adottare delle politiche di prezzo non sostenute da altrettanti livelli qualitativi dei servizi alla fine è un po' un boomerang, cioè si ritorcerà contro, perché il mercato da questo punto di vista è abbastanza feroce. San Pio X ritornerà, lo sapete, nella sua Riese, nella sua città natale, ma non solo, anche a Venezia. Dal 17 al 22 ottobre si svolgerà la peregrinazio dell'urna con il Corpo del Santo in vari luoghi del Patriarcato di Venezia. O vivo o morto tornerò a Venezia, aveva detto nel luglio 1903 alla partenza per il conclave che lo avrebbe eletto Papa. Ora, dopo il primo pellegrinaggio avvenuto nel 1959, le spoglie di San Pio X, Patriarca di Venezia dal 1893 al 1903, Papa dal 1903 al 1914 e proclamato santo nel 1954, saranno infatti nuovamente accolte e presenti nel territorio del Patriarcato, subito dopo la stazio nella diocesi di Treviso nella prima parte dello stesso mese di ottobre, in occasione per l'appunto dei 120 anni dall'elezione di Giuseppe Sarto al soglio pontificio. Un evento dunque che non toccherà soltanto Riese Pio X, ma vari luoghi del Patriarcato di Venezia. E noi adesso andiamo a Belluno. A Belluno, sul lago di Santa Croce, per raccontarvi di una mattinata di mobilitazione, un atterraggio di emergenza. Stamattina verso le ore 9 il velivolo qui alle mie spalle ha avuto un problema tecnico e per ragioni di sicurezza ovviamente non ha effettuato il decollo di ritorno. Immagini fuori dall'ordinario questa mattina per chi si trovava sul lago di Santa Croce. Quello eseguito da un aereo antincendio Fireboss si definisce ammaraggio di emergenza, ma visto che non si tratta di mare bensì di lago, verrebbe quasi da dire di allagaggio. Diverse le persone che quando è accaduto erano sulle sponde del lago per trascorrere il sabato vacanziero. Ho visto la scena che c'erano due aerei che si stavano uno davanti all'altro, circa una cinquantina di metri, sorvolavano sopra il lago finché uno è sceso a prendere l'acqua, perché servono anche per spegnere piccoli incendi. Solo che il secondo non è riuscito più a alzarsi, forse un problema del motore o qualcosa. Questo alle 9:15. Ha visto girare un paio di volte, poi l'abbiamo visto atterrare e quindi è venuto qui a vedere e sembrerebbe che sia un guasto, però non lo do per certo perché non so nulla. Per fortuna che era mattina e non pomeriggio. Meno male, perché il pomeriggio col vento c'è un bel movimento di surfisti e cose varie. Meno male. L'episodio è avvenuto durante un volo addestrativo. In quota però qualcosa ha indotto il pilota, per prudenza, ad eseguire la manovra che lo ha portato a posarsi sullo specchio del lago senza nessuna conseguenza, per fortuna, per cose o persone. Sul luogo sono intervenuti per la messa in sicurezza i vigili del fuoco di Belluno. Sabato ovviamente caratterizzato da lunghe code in A27 a Pian di Vedoia e ovviamente su tutta l'Alemagna. Facciamo il punto. Secondo fine settimana di agosto con sabato tavolino nero per le partenze del ponte di Ferragosto. La montagna invoglia ma il viaggio può diventare impegnativo. Fin dalla mattina il serpentone delle auto che sono arrivati in provincia di Belluno percorrendo la A27 ha cominciato ad allungarsi sia a Cadola che a Pian di Vedoia. E dal traffico che vediamo in questi giorni devo dire che si presenta un ottimo Ferragosto, un ottimo periodo. C'è sempre il problema dei disagi legati al traffico, ma quelli sappiamo che dobbiamo convivere ancora per qualche anno prima che siano completate tutte le varianti che dovevano essere pronte per i mondiali, ma mi auguro che in parte saranno almeno pronte per le Olimpiadi. Per chi si mette in viaggio ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 del servizio clienti per parlare con un operatore H24 e avere informazioni sulla viabilità in tempo reale.
Traffico che però vuol dire turisti in arrivo per una stagione estiva che sulle Dolomiti promette buoni risultati. Verso la montagna la giornata di oggi e domani e penso anche dopodomani, poi per i rientri ne parleremo nei prossimi fine settimana. Prendi il tuo autobus, facciamo la strada insieme. Ha preso il via la campagna informativa sul servizio urbano di Cortina in distribuzione depliant per residenti e turisti per sensibilizzarli all'utilizzo del servizio urbano di Dolomiti Bus. La campagna intende far capire l'importanza del trasporto pubblico in tutta la provincia e gli opuscoli informativi spiegano le 9 linee urbane della Perla delle Dolomiti con tanto di percorsi coperti. È stato nuovamente pubblicato nei giorni scorsi l'avviso per Riattiviamo risorse per la comunità, per il quale ci sono ancora alcune posizioni aperte. L'iniziativa prevede il coinvolgimento nel comune di Belluno, nella struttura comunale, di cittadini disoccupati. L'impegno richiesto è di massimo 520 ore distribuite in 180 giornate lavorative. Gli ambiti individuati sono servizi bibliotecari, riordino archivi e recupero di lavori arretrati di tipo tecnico e amministrativo, attività di abbellimento urbano, manutenzione in centro storico e verde pubblico, supporto scolastico. In continuità con gli anni scorsi l'obiettivo è quello di attivare percorsi di politiche attive del lavoro tali da favorire il reinserimento sociale e lavorativo di persone in difficoltà e a rischio povertà. Così dunque a Belluno. Io non ho particolari aggiornamenti da darvi né da Belluno né da Treviso, quindi è tutto anche per questa edizione. Vi lascio alle previsioni del tempo, buona serata. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo. Proseguono condizioni di stabilità atmosferica grazie alla presenza dell'anticiclone che garantirà bel tempo anche la prossima settimana. Il dettaglio intanto di domenica 13 agosto. Sul Veneto sarà una splendida giornata all'insegna del sole. Farà eccezione soltanto l'arco alpino dove potrebbero svilupparsi delle nuvole significative nel corso del pomeriggio associate anche a locali e brevi rovesci, appunto durante le ore più calde. Temperature in ulteriore lieve aumento, minime tra 17 e 24 gradi, massime tra 30 e 33 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà soleggiato, cielo sereno o poco nuvoloso, ancora con venti a regime di brezza. Temperature minime tra 21 e 23 gradi, massime sui 31-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato al mattino ma con la possibilità di isolati temporali nel corso del pomeriggio. Temperature minime sui 19-22 gradi, massime intorno ai 33 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, Guadagni, ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.